Quando i carabinieri si sono avvicinati, lui si è messo a cavalcioni sul parapetto ed ha chiesto agli uomini in divisa di allontanarsi, minacciando di gettarsi nel vuoto se non lo avessero fatto. Ne è nata una trattativa serrata condotta dai carabinieri e dall'uomo che chiedeva di vedere immediatamente le sue figlie. L'opera di persuasione della pattuglia dei carabinieri di Valdobbiadene, che è intervenuta immediatamente, ha scongiurato un insano gesto da parte di questa persona. Il piastrellista è stato così soccorso dai carabinieri e accompagnato nella sua abitazione. Lui in quel momento voleva vedere le figlie a tutti i costi, lui aveva chiesto di voler vedere le figlie e dopodiché gli sono state fatte vedere, quindi lui poi si è tranquillizzato. Un periodo di depressione generato dalla mancanza di un lavoro stabile e dalla causa di separazione con la moglie, che giorno dopo giorno ha minato la sua serenità. Sarebbero queste, secondo i carabinieri, le cause del tragico tentativo. Il fatto di essere separato e non avere buoni rapporti in famiglia e anche non lavorare ha fatto maturare questa sua volontà. Così lunedì sera l'uomo ha scelto di scavalcare quel parapetto e di gridare a tutti il suo periodo di sofferenza e l'estremo bisogno d'aiuto.